La cresta della montagna l'aveva vista Tarcisio Bellò. Mancava un soffio e l'obiettivo della spedizione l'avrebbero raggiunto insieme lui, Luca, Tino, David, Imtiaz e gli amici alpinisti pakistani. Il destino non ha voluto così e li ha travolti come la neve e i sassi di quella maledetta valanga staccatasi una settimana fa a 5.800 metri nei monti dell'Hindu Kush. 24 ore fa il rientro in patria con il volo atterrato all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Qui ad attenderli c'erano i familiari, ma anche le autorità cittadine dei loro paesi, come il sindaco di Quinto Vicentino, Renzo Segato. Erano fortemente provati da un punto di vista fisico e anche emotivo ed è stata una grande emozione, mista commozione, riabbracciarli insieme ai loro familiari. Adesso l'avvio dei controlli sanitari. Tarcisio Bellò è ricoverato in ospedale, rifatto il gesso al braccio, è in attesa di un intervento chirurgico. Controlli sanitari anche per l'altro giovanissimo alpinista di Quinto Vicentino, Luca Morellato, come per Tino Toldo e il castellano Davide Bergamin. Dal Pakistan, via social, il leader della comunità di Gotulti, Sherbaz Khan, ha scritto al sindaco Segato. Ecco le sue parole lette da Isabella Bresolin, moglie di Tarcisio Bellò. Mi dispiace e mi scuso con te e tutti i miei amici italiani per questo incidente. La comunità locale della mia regione e dell'intero paese è profondamente addolorata per questo incidente. I nostri amici italiani hanno molto da fare per noi e continuano a farlo. Siamo grati a loro per questa assistenza umanitaria per la quale soffrono come questa tragedia. Hindu Kush e Quinto Vicentino, un legame strettissimo costruito negli anni da Tarcisio Bellò con progetti solidali, l'acquedotto, un ponte in ferro e il sogno di realizzare un rifugio dedicato all'alpinista vicentina scomparsa proprio su quelle vette 10 anni fa, Cristina Castagna. Un legame consolidato che non si spezzerà, promette il sindaco. Ho risposto a questa richiesta di scuse dicendo che assolutamente non aveva nulla di cui scusarsi, anzi ho ringraziato a nome della nostra comunità per i soccorsi prestati ai nostri connazionali. L'obiettivo adesso per tutti è la guarigione, per poi ripartire, per continuare a vivere e a raccontare una terra di montagna e grande solidarietà.